Quindi 1, 2, ancora uno te ne serve? Oltre a questi due qua, ancora uno, perché Dettoni, Ferragine e Viesti. Ti do il Ness. Aspetta, do un bel 7, viola, fucsia. Ok, dovrò rifare il disegno, lo sai? Ma anche velocemente. Arriva Ferragine, gli diamo il 5, che è la blu. Sì, ma lui preferisce il giallo perché gli piace il giallo, ma non glielo diamo perché mi ha disfatto il blu. Allora, cosa gli metto? Questo è marrone, scusa un momento. Marrone è 5. Sì. Marrone. Chi? Vediamo. Eccolo. Chi è Emanuele? Emanuele, ma è Ciao, marrone. Mi sono contenuto prima. Sì. Perché se dicevo quello che mi è passato per la testa nei primi 5 minuti. Comunque il momento più... Ma anche no, ma non solo, magari. Ma diceva anche delle cose, probabilmente delle cose di una gravità, di una falsità. Cioè al di là del, come dire, Sono riusciti a dire Poi metto in tasca. esatto, cioè, una roba, io veramente non mi riesco a rendere conto. Ma non gliene frega niente, questa è gente più fuori dalla realtà perché sta bene, cioè non c'è mai il feedback, capito? Se tu andassi per strada e cominciassi a frequentare della gente che c'è... i video che sono pubblicati, poi li diamo veramente. Basterebbe condividerli. Condividi un paio di questi video su Facebook, su Twitter, dove vuoi, iniziano a bombardare i video, tutte le cose che dicono, vedi che cambiano la così. Non lo so, loro continuano perché qua c'è il clima da fine dell'impero, cioè fino a quando il sistema non si scassa, loro... Io ho questa impressione, poi spero di sbagliare. In questi ultimi periodi. Ah vabbè, però uno glielo tiri perché poi la verità è che quando tu magari non hai molta possibilità di esprimere ti incazzi. Vado che... Buon lavoro. Grazie. Arzeni. Io dove mi devo sedere? Mi tieni? Come va? Ma tu sei qua a cena, no? Come no? Quindi abbiamo la possibilità di parlare un po'. Uno Questo- per ragina, due la cena. Mi hanno detto che si mangia pesce stasera, quindi... Pesce vuol dire granchioni, speriamo che vuol dire... come si chiama? Capesante. le capesante dell'Alto Adriatico. Certo, non è come essere a Bari Vecchia, Ma però... sono diverse. Lo so. Sono Io qui, però... qui per Il pesce di Laguna è buono. Però io da meridionale resto ancorato a... Crostaceo Alto Adriatico. Bentornato, Ciao, come come stai? stai? Piacere di vederti. Eh? 6:30, a parte che ti offro la cena e poi litigare. Cioè gli posso dire che è uno cioè, guarda che finisce male. Ti prego, prendi tutto bene. Ti lascio qua il computer e i tuoi libri. No. Io sono nel panel solo per fare pubblicità a questa pubblicazione Dai, che ci rattrista tutti. Ma... che diffondiamo. Allora, io me lo sono letto quasi tutto, fra l'altro, nei viaggi. E poi ci sono cose che non sapevo, cioè è peggio di quello che... Sì, è la peggio cosa di quello straordinaria è che uno ha un'idea, no? E poi tu vai a vedere tutte le cose ed è peggio. È un meccanismo infernale. Adesso faccio una cosa per la terza, un po' Più magari è più grande pubblico, idea, diciamo. non so,
Serve, anche se io ho l'impressione che il dibattito pubblico sull'università sia Se ti pare che riusciamo a fare un testa a testa col nuovo ministro, e già non so che cosa serve, vabbè. Poi l'unica che ha pagato era La vecchia sì, ma tanto non è che... No, però dico che su tutto il governo è l'unica persona che è veramente cambiata, perché lì hanno preso... Poletti direi, la cacciata. Vabbè, ma ormai il Jobs Act nessuna resistenza sociale. Anche la mafia che ha sbagliato tutto, insomma ce n'erano non pochi. Qualcuno un po' più si difende. Franceschini sta facendo le cose bene culturali. Calenda è comunque un personaggio, quindi un furbo. Non lo fate qui il dibattito, che lo facciamo dopo su No. No, ma Calenda è... Furbone. Mi perdoni, ma devo microfonarla. Qualche Domande politiche al professor Viesti che è più addentro. Salve Emanuele. Come andiamo? Come stiamo? Ma adesso che è successo? Ma da un po' che non lo vedo, no, con lui sull'università. Cioè bisognerebbe cercare di ragionare, ma è difficile. No, lui è una brava persona, io con lui dissento per esempio sul lavoro, però è una persona... Poi ragazzi sono molto preparato. È lì. Ti presenta la vicepresidente della Camera di Commercio. Ah, ok. Ti passa la parola. Benissimo. Scusami. Io. Però voi guardate pure là. Così dietro. No, perché siamo tanti, è un panel affollato. Eccoci qua. Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a questo secondo incontro di questo pomeriggio del Friuli Future Forum. Questo incontro si inserisce nel focus riguardante le start-up, le imprese e l'università. Si parlerà di università, imprese, innovazione, declinazioni del declino. Prendendo lo spunto da una ricerca della Fondazione RES sull'università italiana che presenta un quadro preoccupante del disinvestimento italiano nell'istruzione e anche sulle differenze territoriali e del sistema nel suo complesso, possiamo porci alcune domande e i nostri relatori approfondiranno questi temi. Il rapporto tra ricerca e imprese e altri argomenti che ascolteremo. Quindi passo a presentare gli ospiti. Gianfranco Viesti, professore ordinario di economia applicata dell'Università di Bari. Presente, così si fa conoscere al nostro pubblico. Emanuele Ferragina del Sciences Po di Parigi, Alberto Felice di Toni, il rettore dell'Università di Udine, Lorenzo Zamponi, ricercatore della Scuola Normale Superiore di Pisa, Enrico Pugliese, un imprenditore che opera a Parigi, e Davide Petraz della GLP.
Modererà l'incontro la giornalista dell'Unità Claudia Fusani. Buon pomeriggio. A cui passo la parola. Grazie. Adesso è acceso, accesissimo. Buon pomeriggio a tutti, è un panel molto affollato, come vedete ci sono un sacco di relatori importanti che hanno cose importanti da dirci, anche perché quando si parla di università in un forum che cerca di capire cosa succederà nel futuro, l'università è il luogo dove si fabbrica, dove si dovrebbe fabbricare il futuro, cosa che forse in Italia non succede troppo, visto che vi do qualche numero giusto per inquadrare la situazione. Dunque, negli ultimi 10 anni abbiamo perso circa 66.000 matricole nel sistema universitario italiano, soprattutto al sud. Per quello che riguarda gli istituti tecnici c'è stato un calo di iscrizioni del 47%. Dal 2008 a oggi, l'inizio della crisi, diciamo così, c'è stato un taglio di finanziamenti pubblici del 22,5%. E l'Italia investe praticamente noi per la ricerca universitaria dedichiamo lo 0,8 del PIL, quando la media OCSE è dell'1,6. L'ultimo numero che vi do per inquadrarvi, per farvi, come dire, darvi i confini di questa foto molto amara, è che la media dei laureati in Italia sotto i 34 anni è del 23,9%, la media europea è del 37%. Ci sarebbe un obiettivo europeo che dovremo raggiungere entro il 2020 se non sbaglio, che dovrebbe essere quello appunto di avere il 40% di laureati sotto i 34 anni. L'Italia ha già corretto questo obiettivo, questo goal. Il nostro goal attualmente è al 26%. Tutto questo per dirvi che l'università italiana non funziona. In questo panel ci sono 6 illustri ospiti, di questi 6 ben 3 sono giovani uomini, perché ormai sono uomini, sono più che trentenni, che lavorano all'estero presso università straniere. Io passo la parola comunque al padrone di casa, diciamo, se posso dirlo, che è il rettore dell'Università di Udine, un polo universitario molto attivo, molto ricco, io però volevo cominciare con una domanda, poi dopo lei vada pure a braccio secondo il suo. Cosa sta facendo l'università, intendo i professori, perché poi il governo ha certamente delle responsabilità, ma penso che anche i professori abbiano le loro responsabilità. Quindi cosa sta facendo il corpo docente per cercare di risolvere questa crisi, che è una crisi nerissima? Bene, ben trovati a tutti e grazie ancora alla Camera di Commercio per promuovere questi incontri che sono molto utili, perché per fare delle azioni ci vuole un po' di pensiero, perché io dico sempre che il pensiero senza azione è vano, ma anche l'azione senza pensiero è cieca, quindi dobbiamo trovare dei momenti per focalizzare i problemi e per individuare soluzioni. Allora, il quadro è questo e l'avete sentito, è un quadro difficile. Noi come conferenza dei rettori abbiamo promosso lo scorso 21 marzo una mobilitazione nazionale collettiva che tutti gli atenei hanno fatto nelle proprie sedi. Era la prima volta che capitava e forse anche il segno della crisi del sistema. Abbiamo fatto una mobilitazione denunciando il sottofinanziamento che genera il sottofinanziamento non solo all'università ma anche al sistema del diritto allo studio. Certo, perché c'è stato un taglio. Ecco, perché se abbiamo appunto un calo di immatricolati, anche perché c'è la crisi economica, nonostante le tasse universitarie non siano molto alte, però lo sono diventate per certe fasce, e teniamo presente che alcuni paesi come la Germania ha tutte le lauree triennali gratuite, quindi voglio dire che c'è una situazione di sofferenza nelle iscrizioni, perché ci sono ormai 10 anni di transizione economica, e abbiamo quindi un calo degli iscritti, abbiamo un calo del numero di professori e ricercatori, però voglio ricordare che la produttività pro capite dei ricercatori universitari è la più alta del mondo, perché noi ci dimentichiamo che
è vero che le risorse calano, ma non si sa ben perché, forse grazie a una grande tradizione, la qualità della ricerca non ne risente, però ne risente la quantità, perché ci sono meno persone che producono, ecco, però pro capite è una delle più qualificate al mondo. Noi ci siamo mobilitati perché abbiamo non soltanto una crisi diciamo delle persone presenti e una crisi degli iscritti, ma abbiamo anche dei problemi strutturali. Ad esempio, i 10 punti di laureati che mancano a livello europeo è perché non abbiamo le lauree professionali, okay? Che sono sostanzialmente quello che fanno le Fachhochschule in Germania, e sono dei percorsi che vedono, per capirci, il primo anno di didattica frontale, il secondo didattica laboratoriale, il terzo invece presso un'azienda. Ecco, questo progetto noi l'abbiamo fatto e consegnato nelle mani del Ministero ancora 2 anni fa, cioè a Natale sembrava finalmente che partissimo, poi c'è stato l'ennesimo rinvio, voi sapete che il rinvio è un modo per allontanare i problemi, no? Perché è chiaro che questa partenza creava delle tensioni, non abbiamo avuto la forza di affrontarle, quindi abbiamo rinviato. Quindi noi una proposta l'abbiamo fatta ed è questo un grande progetto. Un secondo grande progetto che noi abbiamo lanciato e stiamo costruendo è quello del tema dell'e-learning e diciamo delle lauree telematiche. Vi spiego. Noi abbiamo un problema. Scusi, sei borbotto. Prego. Ecco. Allora vi spiego il tema. Noi abbiamo sulle lauree telematiche una situazione abbastanza paradossale, cioè sono di fatto quasi tutte private e abbiamo sostanzialmente una situazione disallineata tra i requisiti minimi che hanno le università pubbliche per attivare i corsi e le private. Ecco, questo, perché è un tema importante? Perché, vi dico soltanto un numero, la Unicusano è una università privata di Roma che è partita 6 anni fa e ha 16.000 studenti. Ecco, quindi c'è, attenzione, un fenomeno del fatto che c'è la crisi economica, molti devono lavorare, non possono solo studiare, è cambiato il profilo, cioè il tema della formazione a distanza e permanente è un tema nodale. Questo è un tema su cui noi dovremmo fare. Scusi, formano queste università? Scusi se ma è questo il problema. Se interloquisco con lei. Questo è il problema. È questo il problema, che spesso sono dei titoli che vengono acquistati e ovviamente venduti, quindi c'è un problema di accreditamento, c'è un problema di... Allora, questo è un grosso problema che andrebbe affrontato. Ecco. E termino e lascio dopo la parola ovviamente agli altri. C'è un problema di fondo che secondo me non viene mai affrontato ed è questo. L'università viene sempre percepita come il terzo livello della formazione. In realtà ci sono alcuni studi e alcune prassi, come negli Stati Uniti, dove la fondazione Kaufman l'ha spiegato benissimo. Siamo passati negli Stati Uniti dal famoso triangolo d'acciaio al quadrilatero d'oro. Triangolo d'acciaio chi sono? Ai vertici avete i partiti e il governo, poi dall'altra parte c'è le grandi imprese, dall'altra parte i sindacati. Questo è il triangolo d'acciaio che ha sempre di fatto governato anche negli Stati Uniti fino agli anni 70-80. Poi negli Stati Uniti cosa è successo? Che questo triangolo è diventato un quadrilatero dove ai 4 lati c'è sempre i partiti e il governo da una parte, sempre grandi imprese, però tenetevi forti, ci sono le università e le start-up. Qual è la logica? La logica è che le imprese, grandi imprese, generano reddito, le tasse che il governo pone serve per pagare le università pubbliche che creano la conoscenza e generano la possibilità di far partire le start-up. Le start-up, il 90% a 5 anni vengono acquisite dalle grandi imprese, è lo strumento principe per fare innovazione, perché l'innovazione per vie esterne è più facile che quelle per vie interne, e quindi c'è un circolo economico della conoscenza che vede le università un attore chiave. Bene, nei tavoli negli Stati Uniti ci sono sempre le grandi università, nei nostri tavoli le università non ci sono mai. Quindi le politiche economiche disgiunte dalle politiche di education sono un autentico fallimento. Vi faccio un esempio. In Scozia le università aperte per formare i ragazzi di quelle terre meno economicamente sviluppate alla fine finivano a lavorare tutti a Londra, della serie.
le migliori intelligenze di quei territori facevano il brain drain, andavano a finire tutte all'opera. Allora, quando si fa una politica dell'education anche alta in certi territori, disgiunta dalla politica economica, succedono disastri, cioè un effetto rinculo, per dirla in termini concreti. Allora io dico, vogliamo fare una politica nell'economia della conoscenza che abbia un certo impatto? Dobbiamo mettere un tavolo, ovviamente il governo e i partiti che lo sorreggono, dobbiamo mettere ovviamente le grandi imprese, ma dobbiamo mettere anche l'università. Oggi noi siamo la Cenerentola in questi tavoli, siamo chiamati al massimo come il nostro Nannicini, come bravi docenti, ma vanno lì come docenti, vanno lì come sistema universitario. Questo secondo me è un grande passaggio che nel nostro paese non viene percepito e quindi continuiamo a perdere opportunità. Quindi lei chiede in sostanza un tavolo presso il Ministero, presso Palazzo Chigi, dove l'università possa... No, molto di più di un tavolo. Io dico, sulla politica dell'energia, sulla politica dell'ambiente, sulla politica dei trasporti. Un luogo. Nei tavoli dove si decide la politica di sviluppo, le università sono sempre assenti, poi ci vengono a chiedere degli studi, in realtà cioè noi siamo fuori dalla porta. Ma quindi voi questa cosa l'avete già chiesto, ovviamente, cosa vi è stato risposto? Ma no, ma non è un problema di chiedere, no, c'è un problema di consapevolezza collettiva della classe dirigente, questo è il tema, cioè non è una cosa che ti può essere concessa, diciamo, tramite il Presidente del Consiglio di turno. C'è un percorso da fare per capire che le università sono un bene collettivo che servono allo sviluppo. Questo qua è il circolo economico, poi c'è il circolo sociale della conoscenza, perché la conoscenza è alla base della cultura, che è alla base della democrazia, che è alla base dell'equità sociale, che consente, guarda caso, il riaccesso alla conoscenza. Quindi noi abbiamo che le università da un lato fanno parte della creazione del valore e dall'altra parte fanno parte della distribuzione nella misura in cui tramite il diritto allo studio diamo accesso a tutti ad accedere. Cioè le università sono dentro in maniera consapevole o meno a due grandi circoli che sono quella della creazione di valore e distribuzione di valore. Se noi non siamo consapevolmente inseriti e accompagnati poi, e quindi siamo dei partner della categoria economiche, delle categorie sociali, eccetera, noi non facciamo fino in fondo il nostro ruolo. Sì, ma quello che le stavo chiedendo, poiché lei esprime questo concetto in maniera molto chiara, quindi molto netta, mi chiedevo, poi magari è una domanda banale, però mi chiedevo in che forma, in che luogo, quali sono gli interlocutori di questa richiesta, se è mai stata presentata in questi termini, presumo di sì ovviamente, qual è stata la risposta, ovvero sia perché lei sta dicendo cose, come dire, assolutamente vere ma anche assolutamente ovvie, quindi perché non accadono? Non accadono. Allora, adesso noi questi temi qua li abbiamo posti ad esempio con la fondazione quella diretta da Violante, che adesso mi sfugge il nome, Sviluppo Italia Decide. Noi abbiamo posto questo problema un anno fa come conferenza dei rettori. Italia Decide ha deciso di dedicare il rapporto annuale all'università, lo presenteremo mi pare a fine marzo alla presidenza, cioè in Camera dei Deputati, alla presidenza anche alla presenza dei ministri, e questo tema viene posto in maniera centrale, cioè noi abbiamo detto attenzione, guardate che se noi continuiamo non soltanto a non finanziarla, perché questa è una condizione, ma non è sufficiente, è il tema del cambio di ruolo. Noi questa discussione l'abbiamo posta, negli Stati Uniti la stanno già facendo, quindi non è che ci stiamo inventando qualcosa di difficile, secondo me possiamo farlo. È chiaro che oggi non sta succedendo e se devo essere sincero non credo che basterà la presentazione del rapporto Italia Decide a innescare. Secondo me non è nel dibattito della politica, non è nel dibattito. È questo il problema, che non è nel dibattito e quindi bisogna farlo entrare, non è il dibattito. Io volevo sentire il professor Viesti, che ha curato il rapporto di cui vi ho dato prima alcune cifre, perché vi ho dato le più semplici di questo rapporto, che è stato curato per la Fondazione RES. Quindi chiedevo al professor Viesti, che a sua volta è docente universitario a Bari, e anche, se posso permettermi, professore, uno dei massimi esperti del Sud, no? E quindi il Sud è un grande tema centrale in questo paese, perché si dice sempre bisogna ripartire dal Sud, però anche questo non succede mai, un po' come l'università. Quindi le chiedevo, professore, se voleva dare
lei un suo contributo per quello che riguarda lo studio che ha fatto, cioè, che è stato fatto, anche se ormai probabilmente molti di voi lo conoscono già perché è del 2016, di luglio-giugno se non sbaglio. Ecco, lei in questo studio ha trovato già alcune risposte che servono, alcune questioni che vanno affrontate immediatamente per dare un'inversione di tendenza a questa tendenza sciagurata di cui abbiamo parlato prima? Sì, grazie, buon pomeriggio. È interessantissima la storia dell'università, perché è la storia... Guardi pure, io sono qui soltanto per questioni geografiche, ma... No, certo. È una storia interessantissima dell'Italia in cui viviamo, che è un paese in difficoltà, che rimane molto forte, perché noi viviamo in un grande paese che ha tantissime possibilità di riprendere il suo cammino, a patto che faccia delle scelte, che sta facendo alcune scelte totalmente sbagliate. E cioè noi siamo un paese che non se la passa benissimo, abbiamo avuto più difficoltà con le nuove tecnologie, con la Cina, con l'euro, conserviamo grandi forze, dobbiamo riscommettere sul nostro paese e investire. Bisogna fare le infrastrutture, bisogna sostenere le imprese, ma l'investimento più importante che dobbiamo fare è sui ragazzi, che dobbiamo consentire loro nei prossimi 50 anni di vivere meglio e di contribuire alla crescita del paese. Allora, le università avranno tanti difetti, non c'è dubbio, in comparazione internazionale non se la passano così male le università italiane, sono molto d'accordo con quello che diceva il Rettore, ci sono tutti i numeri disponibili. Il punto è che sono uno snodo essenziale per dare ai ragazzi italiani opportunità nella vita, che sono opportunità non soltanto di conoscere alcune tecniche specifiche, è importante anche l'aspetto professionalizzante, ma che soprattutto sono opportunità di cultura e di conoscenza, perché quello che faranno, ci sono dei ragazzi di 20 anni qui, significa che nel 2060 avranno circa 60 anni, saranno ancora al lavoro e faranno un tipo di lavoro che noi non possiamo neanche immaginare in questo momento. Per prepararsi a 60 anni ad essere capaci in questo lavoro ci vuole una base di cultura e di conoscenza molto solida, che si può acquisire anche durante la vita, ma che si deve acquisire molto nell'università. L'Italia doveva fare questa grande scelta, e cioè di potenziare fortemente le opportunità per i suoi giovani, anche cambiando nell'università, facendo scelte anche drastiche. Invece ha fatto la scelta opposta, e cioè è un paese che si è rinchiuso in se stesso e ha pensato che il modo migliore di affrontare il tema fosse risparmiare. Cioè un paese che ha smesso di investire e sta risparmiando sulle cose più importanti. La crisi economica non c'entra niente. I grandi tagli dell'università sono precedenti alla crisi economica e sono una scelta politica, cioè non ci interessa investire in istruzione e cultura, riduciamo le risorse. Ho detto che non avrei dato numeri, ma uno è molto carino. L'Italia investe 7 miliardi e li ha ridotti del 20%, la Germania investe 27 miliardi e li ha aumentati del 20%. Perché? Perché la Germania è un paese serio, che investe su se stesso e sul proprio futuro. Invece che l'Italia sia in difficoltà lo si vede esattamente da queste scelte. La cosa più interessante è che è tipica dell'Italia contemporanea è che queste scelte non hanno colore politico, perché sono state prese da un governo di centrodestra, ma confermate pienamente da tutti i governi che dopo si sono succeduti. E sono state, come dire, la traduzione. Perché l'Italia è in difficoltà? Perché è un paese che non pensa più strategicamente. Una delle grandi strategie è questa, puntare su quello che i ragazzi che hanno 20 anni faranno nel 2050-2060. Questo è un paese serio, un paese che certo, ce la giochiamo, proviamo, però meglio di così non sappiamo qualsiasi economista del mondo si potranno dividere su tanti suggerimenti, ma saranno tutti d'accordo che i paesi che investono in istruzione sono quelli che poi camminano più velocemente. Noi abbiamo fatto la scelta contraria perché è penetrata nel nostro paese questa vulgata
molto trasversale, per cui in realtà c'è troppo settore pubblico e quindi anche troppo settore pubblico nelle università, perché le università sono una specie di mercato che si può simulare il mercato, insomma tutta una serie di motivazioni ideologiche che sono dietro a questa scelta. Questa è una scelta tragica non per gli universitari, perché noi la nostra carriera la finiamo, ma per quelli che sono arrivati e volevano entrare nelle università. Ai professori universitari, diciamo, molto con uno sfregio molto forte, i governi hanno bloccato e ridotto gli stipendi. Vabbè, pace. Non ci hanno fatto più di tanto, non sono... Sì. Sì, se non le dispiace le facciamo dopo, facciamo una sessione di domande. Adesso anche perché il rettore deve andare via e volevo appunto far chiudere questo ragionamento, professore. Ma perché e diciamo, diciamo quello che sto provando a dirvi è che il tema dell'università non è il tema dei professori. Professore, è anche il tema dei professori, abbia pazienza. Dunque, allora, dai, no, ci sono fenomeni di corruzione e nepotismo nell'università italiana? Sì, perché non dovrebbero esserci? Siamo un pezzo della società nazionale. Sono più che all'estero? Non c'è nessun dato che lo dimostri. Sono maggioritari? I pochi dati, i pochi studi che ci sono ci dicono, se dobbiamo dare un numero, il 2%, sono questi studi sulle omonimie. Che cosa c'è? C'è un punto molto importante, e cioè che diciamo, l'università sarà debole, la politica è debole, ma quello che è straordinariamente debole nel nostro paese è il racconto che facciamo di noi stessi. E cioè abbiamo un sistema dell'informazione che, a mio personale giudizio, col massimo rispetto verso tutti quelli che ci lavorano, è l'elemento peggiore del quadro attuale. Noi non siamo in grado di raccontare noi stessi, gridiamo, i giornali gridano il più possibile, anche perché vendono sempre di meno e quindi per vendere un po' di più gridano a voce più alta. Un grande quotidiano nazionale l'altro giorno ha fatto un articolo enorme sul fatto che le università e gli enti di ricerca hanno 450 milioni che non sanno dove spendere, e la senatrice Cattaneo ha risposto: guardi, che lei forse non sa leggere bene i bilanci, perché quella è una cassa che però il mese dopo deve essere spesa. Quindi abbiamo una rappresentazione dell'università ridicola, che non aiuta, perché ci sono tanti problemi tipo territoriale. Il rettore De Toni ne parlava delle telematiche, diciamo, per l'amor del cielo, tutto è migliorabile, anzi, poche risorse scarse, grandi problemi, sferza per migliorare la qualità dell'insegnamento, ma il racconto che se ne fa è un racconto assolutamente surreale. Si producono classifiche di università totalmente basate sul nulla, ci fanno questi racconti, per cui l'opinione pubblica è molto smarrita. È colpa dei giornali, non avevamo dubbi anche questo. E la colpa prima è della politica, e diciamo che i giornali aiutano moltissimo. Vabbè. Perché, non credo sia questo il tema di qualunque. No, perché il tema non è nell'agenda politica, perché una parte della classe politica ha fatto questa scelta di disinvestire sul lungo periodo, perché le elezioni non si vincono su quello che farà un ragazzo nel 2050, si vincono sull'incentivo e il bonus a 2 mesi, quindi già il tema, poi l'università è complicatissima, c'è un sacco di regole complicate, ma anche perché gli italiani non sono affatto con l'università. Io credo che se si facesse un sondaggio si troverebbe che molti italiani dicono: fate bene a tagliare i soldi all'università perché quelli non vanno bene. In questo c'entra enormemente la rappresentazione che ne è stata fatta, che è cambiata radicalmente, negli ultimi 10 anni è cambiata radicalmente, quindi non è che anche questo è colpa dei giornali, la rappresentazione collettiva è pessima. D'altra parte i giornali danno tanti giudizi sull'università, per l'amor del cielo sono liberi, però forse anche l'università può dare un giudizio sui giornali e sulla rappresentazione che viene fatta è molto negativo, è basato su tante cose. Come se ne esce? Se ne esce, secondo me, e chiudo, cambiando l'ottica. Il problema non sono gli attuali universitari, cioè gli attuali docenti, gli attuali atenei, non è quello il punto. Il punto è che cosa ne è delle persone che hanno fino a 20 anni oggi nei prossimi 50 anni.
Questa è la grande domanda. Vogliamo dare loro delle opportunità nella vita attraverso la cultura e l'acquisizione di competenze? Vogliamo tenerci le persone brillanti, giovani nel nostro paese al posto di farle andare a Parigi, a Londra, eccetera? Vogliamo lavorare su questo? Perché è una metafora dell'Italia contemporanea all'università? Perché è la metafora di un paese che è in difficoltà e che al posto di guardare la luna guarda il dito, al posto di guardare la strada si guarda i piedi e quindi taglia sui motori che tanto rendono politicamente molto poco perché rendono nel lungo periodo. E per questo il tema mi appassiona tanto, perché tanto io credo che non chiuderà il mio ateneo, andrò in pensione, avrò la pensione, non sono più di tanto preoccupato. Sono molto preoccupato invece per quello che sarà dopo. Questo poi si dipana in tanti temi settoriali, territoriali, ma è molto molto importante, è una storia interessantissima di come l'Italia ha reagito alla crisi, chiudendosi su se stessa e pensando all'oggi al posto di mettersi in discussione e guardare al domani. Per questo è straordinariamente importante. Professore, e per questo ci torniamo... è così difficile che vada la ci scuola dopo di più, perché il rettore... perché gli insegnanti sono tanti e votano e quindi di scuola si parla tanto, i professori universitari sono pochi, non è quello il voto che conta. Beh, insomma, ora pochi. 50.000 gli insegnanti delle scuole ci torniamo dopo perché il rettore deve andare via e volevo fare una domanda al rettore perché ci deve lasciare. Lei ci ha già detto una cosa molto importante prima, quindi che l'università deve diventare il quarto pilastro nel tavolo in senso lato, Sì. in senso, io uso il termine tavolo come se fosse una metafora, del luogo dove si fanno le decisioni importanti. Ma che modello di università, perché ovviamente sono anche stati 15 anni di riforme, no? Alcune semplicemente ventilate, magari per fortuna, altre fatte in parte, insomma. Che modello lei vede come vincente? Un modello tutto pubblico, in parte privato, e poi la salutiamo. Se ha in testa un modello di università. Ma allora... Noi abbiamo in Italia 80 università, di cui 60 sono quelle statali e 20 sono le non statali. È un sistema già misto pubblico-privato che ha un suo equilibrio, è un sistema articolato tra grandi e piccole, specialistiche e generalistiche, nord e sud, statali e non statali. Quindi io credo che sia un sistema pluralista e secondo me, ecco, abbiamo, non lo si sa molto fuori, ma come diceva Viesti, negli ultimi 10 anni è cambiato molto. Il rettore ad esempio ha un mandato unico, nel CDA, ad esempio qui a Udine, faccio un esempio concreto, abbiamo 4 professori, 2 studenti e 3 esterni, quindi tra studenti ed esterni abbiamo la maggioranza di non professori. Attenzione che questo non è poco, è tanto, cioè tra studenti ed esterni c'è una maggioranza di professori. Abbiamo il mandato unico, abbiamo gli esterni in CDA, abbiamo attenzione, i costi standard, che vuol dire che noi siamo pagati in funzione degli studenti che serviamo, abbiamo la valutazione della ricerca e quindi io vorrei che i comuni, le municipalizzate, le regioni, lo Stato avesse i costi standard, avesse una valutazione annuale, venisse premiato in funzione dei risultati. Io credo che noi immodestamente siamo diventati un pezzo di... non si possono più fare concorsi per i familiari e parenti, abbiamo la legge che ce lo vieta. No, attenzione, voglio dire che negli ultimi 10 anni abbiamo fatto un passo in avanti grazie alla riforma che secondo me pone le basi per una università che non solo funziona meglio ma che può essere un punto di riferimento per molta amministrazione pubblica. Dobbiamo aumentare molto il diritto allo studio, questo è il tema grosso perché signori l'intelligenza è distribuita, non è vero che appartiene ai figli delle classi più abbienti. All'apertura del Friuli Future Forum 2 giorni fa il bravo prof di Barcellona, adesso mi dimentico il nome, ha raccontato che fino dagli anni 40 agli anni 70
la distribuzione di ricchezza è aumentata in Europa. Dagli anni 70 ad oggi la ricchezza invece si è riconcentrata, con tutti i problemi di accesso allo studio che conosciamo, e quindi dobbiamo ripartire da un modello universitario che sia accessibile a tutti, perché l'intelligenza distribuita e la conoscenza libera le persone e il futuro dei paesi. Io mi scuso, devo andare, grazie. La ringrazio, la ringraziamo tutti. Grazie. Tu volevi fare una domanda al rettore o era una domanda al professor Viesti? Dai, allora se non è per il rettore lo salutiamo. Grazie rettore. Va bene. Insomma, ne abbiamo già detto un po' di cose. Tanto facciamo tutto un secondo giro. Però volevo fare una domanda, professor Viesti. Il problema delle università, appunto di questo e-learning, di queste università telematiche, è un problema che andrebbe, cioè è un problema, prima domanda, e se lo è andrebbe risolto probabilmente eliminandole, perché diciamo che a pelle, a sensazione non è che sia un fattore così positivo, ecco, da quello che percepisco. Il tema dell'apprendimento a distanza sembra uno dei grandi temi del futuro, nel senso che negli Stati Uniti è molto cresciuto, ci sono questi MOOC, questi grandi corsi online. Io non sono un esperto di metodologie di apprendimento, quindi prendo solo atto di questo, e penso che se una parte di apprendimento a distanza possa aiutare ad ampliare la platea degli studenti, ne possiamo parlare. Che questo debba essere fatto da università private specializzate ho un po' di dubbi. Comunque è un pezzo relativamente piccolo del sistema, cioè è un tema anche questo, però è un pezzo piccolo del sistema. Allora andiamo avanti con gli altri ospiti del panel, che sono appunto giovani italiani che si sono formati in Italia, hanno fatto le scuole dell'obbligo, quindi l'Italia, sistema paese, ha investito su di loro, perché c'è stata una spesa su queste persone, perché fino all'università hanno studiato qua, le scuole dell'obbligo sono state fatte qua, e poi però lavorano all'estero. Il professor Ferragina, l'avete già conosciuto ieri probabilmente, è docente alla Sciences Po di Parigi, quindi una delle massime eccellenze appunto a livello universitario, e noi abbiamo un po' parlato prima di questo incontro, insomma, e in loro ho trovato proprio questa cosa. C'era anche un altro giovane professore che insegna all'estero, docente all'estero, insomma questa scelta di andare all'estero non è stata neanche tanto una scelta obbligata, da quello che ho capito, è stata proprio una scelta, probabilmente avrebbero trovato anche da lavorare qua. Quindi io volevo chiedere al professore innanzitutto perché la sua scelta di andare all'estero, se la poteva condividere con questo pubblico, e che cosa contesta l'università italiana? Allora, secondo me è... No, non di una famosa frase, la domanda è mal posta, ma il punto non è chi parte e chi va, il punto è che l'Italia oggi, non solo nel mondo dell'università, è un paese che ha zero attrattiva. Cioè, mi spiego, se io propongo a un collega di un qualunque paese estero di fare domanda per un lavoro in Italia, è un'opportunità talmente remota, talmente non credibile da non essere neanche presa in considerazione. Questo significa che noi viviamo all'interno di un sistema paese che non si è mai posto il problema di come creare conoscenza, di come attrarre persone che possano creare conoscenza in alcuni campi in cui il paese poteva avere delle grandi eccellenze. Cioè, faccio un esempio banale, a me una cosa che ha sempre colpito molto quando ero dottorando a Oxford è che l'Università di Oxford era piena di dottorandi italiani che si occupavano di studi classici. Ora, è bello studiare all'estero, per il ricercatore è fondamentale studiare all'estero, ma la cosa che mi colpiva è che noi non riuscissimo a capitalizzare in quanto paese. Io chiedevo molto a questi miei colleghi classicisti perché l'Italia non fosse capace di capitalizzare, per esempio, su una cosa nella quale aveva una naturale propensione. Ora non sto dicendo che l'università italiana dovrebbe mettersi a investire in maniera massiccia sullo studio del latino e dei classici, ma quello che vi voglio dire è che esistono
delle specificità, delle forze di questo paese che non sono capaci di capitalizzare. Immaginate quanto sia bello, per esempio, per un ricercatore americano poter venire a lavorare in Italia e studiare i grandi classici della letteratura romana a Roma, a Firenze o in altri luoghi del nostro sapere. Oppure, vi faccio un altro esempio banale, a Napoli. L'Università Orientale è la prima università del mondo occidentale nella quale si è studiata la Cina in relazione all'Africa. Parliamo del 1700. Fino a 2 anni fa all'Orientale di Napoli non si era capace di fare dei corsi in inglese. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che non è vero che l'Italia non ha dei punti di forza come tutti i paesi, ma il grande problema che si pone è quello dell'organizzazione, della completa mancanza di riconoscere quali possono essere i punti di forza e voler cominciare a investire. Faccio un esempio: invece di fare grandi propositi ogni volta di riforma dell'università e di riforme strutturali, ma perché nessuno si mette a dire proviamo, investiamo su 10 campi, investiamo su 7 campi in 7 università diverse distribuite sul territorio nazionale e vediamo come va. Proviamo a fare quello che viene fatto in altri paesi e vediamo come va, per cercare di attirare nuova ricerca, ma non per forza l'italiano all'estero, di attirare gente brava o di dare la possibilità anche agli italiani che sono già in Italia di poter fare delle cose ai massimi livelli, senza investire delle cifre enormi, perché per fare alcune di queste scelte non serve neanche investire enormemente, cioè cominciare a dare degli esempi positivi e mostrare che alcune cose si smuovono. Poi l'altro punto che va al di là della mia esperienza da persona che è andata all'estero per studiare, per lavorare, a me un dato ha colpito molto del rapporto che il professor Viesti ha scritto con altri ottimi accademici italiani che vi invito ad andare a guardare, perché fotografa varie sfaccettature dell'università italiana sotto tanti punti di vista che purtroppo non abbiamo il tempo di abbordare. Ma a me un dato ha colpito particolarmente, che per la prima volta in 150 anni di storia di questo paese il numero degli immatricolati all'università italiana è calato. Ora io di mestiere faccio nel 2016 c'è stata una piccola inversione del più 1,6. Va bene, però se lei prende tanti anni di decrescita c'è stata una piccola inversione. Sì, però questo è come quando il PIL rimbalza dopo un pesante crollo. Vabbè, comunque in 150 anni di storia dell'università italiana il numero di iscritti all'università non era mai calato, non aveva mai segnato, non aveva mai fatto segnare un segno meno. Per me questo che cosa vuol dire da sociologo? Vuol dire una cosa molto grave. Vuol dire che i giovani non credono più che l'università sia qualcosa di importante. E guardate, questa è una cosa molto grave per un paese, al di là di tutti i dati che ci dava prima il professor Viesti, dal punto di vista umano. Io sono nato in una piccola città della Calabria, sono nato a Catanzaro e andai a studiare a Torino. Per me il passaggio, la possibilità di andare a studiare in un grande ateneo è stata un'esperienza di vita fondamentale che ha cambiato il mio modo di vedere le cose, che ha cambiato il mio modo di partecipare e interessarmi alla politica, ha cambiato la mia capacità di relazionarmi con gli altri. Ora, se una grossa fetta di persone che alla mia stessa età, 18 anni, iniziano a pensare che iscriversi all'università è fondamentalmente inutile, e io lo capisco perché cominciano a pensare che sia inutile. Io, vedendo quello che succede, tutti i messaggi che riceviamo dal mondo del lavoro, io questo lo capisco, mi pongo un problema. E c'è un altro dato, secondo me, che noi dobbiamo tenere in considerazione e dobbiamo capire perché scoraggia le persone, perché ha ridotto lo status e la comprensione di quella che è l'importanza del mondo universitario. E questo fatto è che l'Italia per tanti anni è stato un paese nel quale c'è stata crescita, va bene? E crescita ha significato mobilità ascendente, cioè che molte persone che venivano dalle classi popolari potevano studiare e migliorare la condizione che era stata dei loro padri, delle loro famiglie. In un paese nel quale non c'è più mobilità sociale prodotta dalla crescita, e se voi guardate i dati sulla mobilità sociale in Italia vi fate un conto, capirete bene che il problema non è semplicemente l'università, ma è quello che l'università, la relazione che esiste fra l'università e il mondo del lavoro, fra l'università e la società. In Italia molto spesso essere laureati sul mondo del lavoro è uno svantaggio, perché le imprese italiane molto spesso chiedono delle competenze basse e preferiscono assorbire della manodopera con competenze basse. Se voi guardate i livelli di salario e quante persone qualificate in Italia vanno via, vi rendete conto della gravità del fenomeno, e questo non è solo un problema dell'università. Questo non è solo un problema dell'università, questo è un problema della capacità del mondo produttivo di assorbire
domanda di lavoro, ed è un problema che noi non ci poniamo con forza. La relazione che esiste tra quello che fa il mondo del lavoro e l'università in Italia è una questione completamente bypassata. La relazione, noi ci lamentiamo tanto dell'investimento pubblico che è molto basso nell'università, che è verissimo, ma ci siamo mai chiesti qual è l'investimento privato all'interno dell'università italiana? Va bene, professore, è bassissimo. Se a lei chiedessero, non so, domani Udine o Milano, o la Bocconi o la Sapienza, Roma, non lo so, l'università le dicesse c'è una cattedra per lei cosa farebbe? Dipende, ma questa è una domanda. Anche questa è mal posta, no? È una domanda. No, ha detto che non era mal posta la prima. Ho detto, prima mi sono espresso diversamente, ma le sfumature probabilmente non si ha interesse a coglierle, ma dipende dalle condizioni, dipende dalla capacità di poter fare ricerca, dipende dalle situazioni di vita familiare nelle quali la gente si trova. Qua si crede che i ricercatori o la gente si possa muovere liberamente come vuole. Le persone fanno delle scelte di vita che hanno delle conseguenze. Se una persona vive per 10 anni all'estero, non è che il giorno dopo gli viene fatta un'offerta per entrare nell'Ateneo, molla contatti di vita, relazioni e si sposa. Cioè, dobbiamo anche, per me il problema non è far ritornare gli italiani in Italia, io non ho questa visione. Per me è rendere l'università italiana di nuovo capace di finanziare la ricerca in maniera seria e di attrarre persone che siano capaci di fare ricerca e insegnare ad alti livelli e ridare ai giovani la voglia di tornare a studiare, perché i giovani che smettono di iscriversi all'università li capisco per quello che vedono ed è una cosa che non mi piace per niente, è una cosa che mi preoccupa ed è secondo me un segnale gravissimo per tutto il funzionamento del paese, non solo per l'università. Grazie. Allora, alla mia destra c'è un altro ricercatore, si chiama Lorenzo Zamponi, scusami, e sei ricercatore a Pisa, Firenze, Pisa, mi hai spiegato prima, ecco. Quindi la tua esperienza invece è un'esperienza di carriera universitaria, anche tu sei giovane, 33 anni, di carriera universitaria che è rimasta in ambito nazionale, se non ho capito male, o insomma comunque sei rimasto qua. E tu che cosa immagini per avere un'università che, come è stato detto da tutti i contributi dati finora, appunto mancano un sacco di cose, non è attrattiva, è un'università che non sa parlare, non sa essere in dialogo con il paese che produce e quindi non c'è dialogo e non comunica il luogo che crea eccellenze e che crea i professionisti, poi non è in dialogo con i luoghi dove i professionisti devono andare a operare. Certo. La tua esperienza qual è? Oppure che cosa immagini? Cosa... Beh, ci sono diversi ordini di problemi. Il primo sicuramente è quello che spiegava molto bene in sintesi il professor Viesti prima, e è quello dei finanziamenti, che è noioso ripetere, che mi rendo conto che è noioso ripetere, che la prima cosa che si dice sempre quando si parla all'università è che servono più soldi, però è una cosa che bisogna ripetere, perché senza di quella non se ne esce. L'università italiana è un sistema universitario piccolo, e questa è una cosa importante, perché ci è stato raccontato per molti anni che l'università italiana, un po' appunto, lo sintetizzava il professor Viesti prima, era parte di questo grande mondo della pubblica amministrazione sovradimensionata che esisteva in Italia, che era fonte di sprechi e di eccessiva spesa e che per forza deve essere tagliato, che in Italia ci sono troppe università, mentre ne abbiamo molto meno che in paesi europei che hanno le nostre stesse dimensioni, che in Italia ci sono troppi professori universitari, mentre ce n'è molto meno, che ci sono troppi studenti, mentre ce n'è molto meno, e che si spende troppo, mentre si spende incredibilmente meno che in qualsiasi altro paese europeo. È importante capire che l'università italiana è piccola, perché questo ci spiega anche perché è finita così tanto sotto attacco. Perché il punto è, i numeri che dava il professor Viesti prima, ma molto in sintesi, il più grande taglio a un programma pubblico di spesa mai fatto nella storia di questo paese è il DDL 133, con cui la ministra Gelmini nel 2008 programmò nei 5 anni successivi 1,5 miliardi di tagli alle università italiane. Ora, per chi conosce un po' i bilanci pubblici, 1,5 miliardi di euro in un bilancio dello Stato non sono una cifra grossa, non sono una cifra rilevante. Per questo dire
dobbiamo risparmiare perché c'è la crisi economica o perché abbiamo un grande debito pubblico di fronte a un taglio di 1,5 miliardi di euro è un discorso che logicamente non sta in piedi, perché cioè, in questo momento stiamo trattando, mi sembra, con sullo 0,2, con lo 0,3 sulla Commissione europea, eccetera, e si parla di 3, cioè sono cifre, no, 1,5 miliardi è nulla, è nulla, ma in un'università piccola, e in cui quindi il totale dei finanziamenti è 7 miliardi, 1,5 miliardi, cioè è un bombardamento, è una cosa che devasta i bilanci delle università come erano. Questo significa anche che è molto, molto semplice da attaccare, per il semplice fatto che un'università piccola non è una constituency preziosa dal punto di vista politico, lo dicevano insomma un po' gli interventi che mi hanno preceduto. Non c'è un grande consenso intorno all'università in questo paese, ma non c'è un grande consenso all'università in questo paese, un po' per responsabilità dell'università stessa, e poi ci arriverò, ma un po' anche perché obiettivamente non è come la scuola che entra nella vita di tutti noi, in cui ogni famiglia ha un ragazzo a scuola, in cui gli insegnanti sono una parte importante della nostra popolazione. È una quota tutto sommato marginale alla popolazione italiana, i professori, i ricercatori, gli studenti universitari, e quindi tutto sommato se subisce un taglio è abbastanza irrilevante dal punto di vista politico, e quindi sono fondamentalmente risparmi facili, semplicemente risparmi facili, e si crede che siano anche risparmi che non hanno conseguenza, perché se abbiamo campato finora anche producendo buoni risultati, lo si diceva prima, con un'università piccola e mal pagata, a questo punto risparmiamo un altro po'. Poi lo diceva il rettore prima, tutto sommato in termini di qualità della ricerca non c'è stato un declino considerevole, è vero, però non ci scommetterei sul futuro, non so come dire, non cadrei nella trappola che quindi possiamo risparmiare ancora e niente cambierà, perché non è così semplice. È chiaro che tutto questo è un'eccezionalità del caso italiano, diceva bene il professor Viesti prima, non è successo in altri paesi questo bombardamento, c'è stato anche un bombardamento propagandistico, no? Questo è stato fatto credere alla gente questo, un po' perché l'università essendo piccola, avendo quindi c'è una quota piccola di laureati alla popolazione, quindi la maggior parte dei cittadini di questo paese non la conosce, quindi è molto semplice raccontare certe cose, per cui c'era un famoso libro del professor Perotti, L'università truccata, che descriveva l'università italiana come piena di sprechi, come un buco nero del bilancio pubblico, che è una storia a cui molti giornali hanno attinto per anni, e questo è stato molto semplice farlo credere. Chiaramente l'università ha le sue responsabilità da questo punto di vista. Io credo che chiunque viva di soldi pubblici, chiunque viva pagando tutti i mesi l'affitto, ok? Con soldi che vengono dalle tasse dei contribuenti, debba sentirsi investito di una responsabilità particolare. Bravo. Che è la responsabilità comunque di rendere conto di quello che fa, e credo che questo sia un tema che l'università italiana non si è posta in maniera sufficiente, cioè qual è l'utilità sociale dell'università in questo paese, a cosa serve? Perché il punto è che se la gran parte degli abitanti di questo paese ha tollerato con una certa facilità il fatto che un bombardamento senza precedenti sui bilanci degli atenei, è perché fondamentalmente non la percepisce questa utilità, e credo che anche da parte dell'università ci debba essere una presa di responsabilità da questo punto di vista. Un po' lo diceva il rettore prima, quando reclamava un po' maggior coinvolgimento nelle discussioni pubbliche, nelle decisioni pubbliche, e questo sicuramente è un tema. Credo che non sia solo questo, credo che ci sia sicuramente da prendere più seriamente i compiti di comunicazione, di divulgazione, di educazione pubblica, di partecipazione al dibattito pubblico da parte di chi sta dentro l'università, perché in qualche modo dare per scontato l'utilità sociale dell'università è sbagliato, anche perché si crea un po' una falsa divisione, no? In questi anni, quando soprattutto da parte dei governi di centrodestra, ma non solo, anche una parte di centrosinistra, si è molto spinto sul fatto che ci fosse bisogno di un maggior ruolo dei privati dentro l'università italiana, fino ad arrivare, lo diceva il rettore prima, a mettere dei membri esterni, in gran parte rappresentanti del mondo dell'impresa, all'interno dei consigli di amministrazione degli atenei, cosa a mio parere sbagliata. Però da parte di chi si opponeva a questo
si è difesa un po' la logica della cittadella fortificata, dell'università che nella sua purezza deve in qualche maniera difendersi dall'invasore del mondo delle imprese. Io credo che concepire il proprio rapporto con la società solo in termini di dobbiamo fornire innovazione per l'impresa sia riduttivo e riduce la libertà di ricerca dell'università, che è una cosa importante, ma concepirsi anche come una torre d'avorio isolata che fa le sue ricerche e che non deve rendere in qualche modo conto a nessuno, allora credo che una missione che l'università italiana dovrebbe avere sia quella di ricostruire una propria utilità sociale alla collettività nel suo complesso, non semplicemente al mondo dell'impresa, non semplicemente al privato che fa profitto, ma alla società nel suo complesso, anche perché noi spesso raccontiamo un po' pro domo nostra una piccola bugia. Quando diciamo che investire nell'università, nella conoscenza serve a far crescere il PIL, diciamo una cosa che è vera in generale, ma che non è vera nel particolare. Non tutta la ricerca universitaria che viene fatta fa crescere l'economia. Cose che studio io non faranno crescere il PIL. Io non ho nessun problema a dirlo. Credo che ci sia bisogno di investire in conoscenza che serve allo sviluppo economico di questo paese. Credo ci sia anche bisogno che una società matura debba anche mettere una piccola parte delle risorse che ha a disposizione nella costruzione di conoscenza che serve allo sviluppo culturale, sociale, democratico di questo paese, perché se noi continuiamo a non porci questo tema, e poi sentivo un po' nel dibattito precedente a questo parlare delle fake news, parlare di una diseducazione, di una scarsa cultura scientifica, di uno scarso spirito critico da parte della popolazione, credendo che le due cose non siano collegate. Allora credo che le due cose siano strettamente collegate e che un'utilità sociale dell'università possa essere ricostruita anche sulla base di questo. Grazie. Vabbè, se si può valere qualcosa, io penso che comunque tutte le conoscenze non siano utili in quanto possono aumentare il PIL, ma perché la conoscenza comunque ci fa stare meglio come soggetto di società, insomma, quindi non è una questione finalizzata al PIL, quindi investire nel sapere vuol dire investire in una società che è migliore, che vive meglio con se stessa, con gli altri, quindi non è soltanto una questione di PIL. Comunque andiamo all'altra parte, se posso, di questo racconto, no? Ovvero sia chi fa impresa o con chi ha a che fare con le imprese. Allora qui abbiamo due persone che nella loro specificità sono due eccellenze, diciamo. Dunque il professor avvocato Petraz, che è uno dei proprietari di questo studio legale che gestisce brevetti, è uno dei principali studi legali in Italia che hanno questo tipo di attività, specializzato in brevetti. Quindi diciamo un soggetto che ha a che fare direttamente con chi produce cose nuove, perché un brevetto è qualcosa di nuovo e che quindi potrebbe produrre appunto un prodotto nuovo e quindi ricchezza nuova, comunque far girare il sistema paese. Io spero che lei ci dia un resoconto un pochino più ottimistico di quello che è stato detto finora. Invece le campane a morto continueranno a suonare sotto certi aspetti, perché non guarderemo tutte le slide che ho preparato per non portare via troppo tempo. Noi abbiamo una struttura, e forse dirò anche cose che possono dare fastidio, però noi abbiamo una struttura sociale che tende ad abbassare qualsiasi livello di conoscenza e di sentirsi comodi e nello star bene. Noi non cerchiamo l'eccellenza, noi stiamo parlando qui di università ed è giusto che l'università sia aperta a tutti, ma l'università non è la scuola dell'obbligo, cioè deve esserci un'apertura a tutti nella scuola dell'obbligo, in modo tale, questa è la mia opinione ovviamente, per cui tutti possano accedere all'università, abbiano i mezzi per accedere all'università, ma l'università deve formare l'eccellenza. Se noi oggi parliamo qui, ne abbiamo persi 8, non so dietro, ma 8 sono rimasti 7 ragazzi. Secondo la Commissione europea chi inizia oggi la prima elementare, quando sarà pronto per andare a lavorare, farà un lavoro per il 65% non noto a noi oggi.
Quindi di che conoscenza noi possiamo portare a questi ragazzi qua? Cioè, qual è la conoscenza che possiamo offrire a loro se questi ragazzi tra 20 anni andranno a fare un lavoro che noi non conosciamo? 15 anni fa il personal blogger o il personal o colui il quale faceva market monitor o gestisce oggi i motori di ricerca, chi è che gli insegnava queste cose qua? Non esistevano queste attività qua. Quindi se noi continuiamo, e questo lo si vede in questi dati che sono oggettivi perché non possono essere commentati altrimenti, se noi continuiamo a parlare a una platea ampia in modo indefinito, senza dire ragazzi guardate che dovete prepararvi dalla prima elementare. Lasciate stare che negli ultimi 2 giorni le cronache hanno parlato di una povera madre che ha dovuto chiamare la Guardia di Finanza per eccetera 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 e ha perso un figlio, e non c'è un dibattito sul radio. In questi ultimi 2 giorni sono stato molto in macchina sulla scuola a Trento dove fai la maturità in cinese. Da quanti anni è che fanno questo? Perché lo fanno in cinese? Qual è lo sbocco? Perché molti studenti del corso che tengo a Trieste vanno ultimamente a fare gli ultimi 2 anni un master a Copenaghen, che è lo Stato europeo, 5 milioni di abitanti, che ha i maggiori contratti con la Repubblica Popolare Cinese. Non è che la Repubblica Popolare Cinese sia un posto dove probabilmente la media della popolazione è felice di andare a vivere, ma è un'opportunità. Se noi andiamo a fare... parliamo di un'università aperta a tutte. Quali sono le facoltà? Abbiamo 10 punti in meno. Possiamo arrivare a essere laureati, ma se noi portiamo ragazzi nel 92-96, durante una campagna elettorale venne fuori questo argomento, se noi continuiamo a mantenere in piedi corsi universitari che in partenza sappiamo che non porteranno a uno sbocco, che attrattiva siamo? Non è mica un problema che su 1000... una gran quantità di persone vadano all'estero. Siamo una società aperta, pensiamo all'Unione Europea, non c'è una questione io vado a lavorare a Londra piuttosto che a Parigi piuttosto che ad Amburgo, non è quello. Il problema è siamo noi attrattivi perché gli altri arrivino qua. Che cosa offriamo? Quando dobbiamo registrare un voto su internet dobbiamo incedere un codice, mettere dentro il voto, dopodiché dobbiamo stampare la carta, firmare e consegnare a mano il documento. A un ragazzo, quanti anni hai te? 20? 16 anni, andateglielo a raccontare questa roba qua. Quando online si mette e smanetta meglio di chiunque altro e fa la registrazione nell'università più distante da questo punto. Questo è quello a cui noi dobbiamo accedere e queste cose qua noi le vediamo qui. Guardate che siamo attratti, lo eravamo 1474, la prima legge brevetti al mondo. Questi qua 1800, nella Costituzione americana c'è il discorso della proprietà intellettuale. Questi sono i numeri. Che uno dice unitariamente, beh, ma è poco, cosa volete che ne parli? Ma provate a pensare allo spread che c'è dopo 10 anni. È una questione culturale? Sì che è una questione culturale. È una questione di capacità, che non è università, non è la media superiore, non è l'azienda privata, non è l'azienda pubblica, no. È una questione di cultura dell'eccellenza. È vero anche che noi possiamo ipotizzare che gli USA e il Giappone non è che riescano a fare 1176 brevetti che modificano la vita sociale di una comunità più o meno grande, assolutamente no. Ma è un modo per gestire il mercato, che piaccia o non piaccia è questo. Possiamo decidere che non va bene, bene, scegliamo un altro indirizzo, ma palesiamolo questo indirizzo. Perché noi possiamo anche decidere che questo modo di gestire l'economia, modo di gestire quindi la società, di diffondere ricchezza, non sia quella che fa parte del nostro essere, che non accettiamo, è legittimo, però qual è l'alternativa? Nel momento in cui noi abbiamo una conoscenza
Per cui noi diciamo, ah sì, le strutture sociali italiane non sono attrattive per l'estero, però guarda che i singoli ne abbiamo tanti. Se noi pensiamo dal punto di vista economico, Londra ha quasi 37.000 italiani che lavorano negli uffici, diciamo, quelli che da noi sono società di commercialisti oppure nelle borse, cioè 37.000, è un terzo di Udine. Cioè noi andiamo in un paese che è culturalmente distante. No, ma sì, ma certo, certo, ma cioè, sono numeri rilevanti, il che vuol dire che l'humus c'è, perché altrimenti non sarebbe. È venuto fuori qualche mese fa che la struttura sanitaria francese sta ponendo in essere una serie di bandi o comunque di richiami per i medici italiani, perché loro sono senza, i nostri sono ben preparati e quindi li portano di là offrendogli condizioni migliori, eccetera, eccetera, eccetera. Per fortuna stanno tornando un po' di sì, no, ma Gemelli, no, ci sono dei segnali. Ma il discorso è che noi dobbiamo decidere cosa vogliamo, noi non possiamo continuare a dire abbiamo bisogno di più soldi. Se io penso da un punto di vista privato e quando si fa un business plan, il 0,7 può essere tanto, poco, nulla o tantissimo, ma dove lo metto questo 0,7? So come voglio utilizzarlo? Sapete che la Philips, e parlo del mio ovviamente, quando fa un business plan solo sui costi dei brevetti lo fa da 3 a 5 anni a secondo delle aree geografiche. Noi non abbiamo un articolo sul quotidiano più nazional popolare che ci sia sulla proprietà industriale. Il China Daily, che è il quotidiano in lingua inglese cinese più diffuso, ogni settimana ha almeno 2 articoli sulla proprietà industriale. Perché? Perché è quello l'indirizzo. Io non so e non compete a me sapere se quello è l'indirizzo giusto per una società armoniosa, felice e con tutti gli aspetti positivi, ma quello è il trend internazionale. Stiamo fuori o stiamo dentro? Questa è la differenza. Guardate qua, nel 2015 il top applicant, i primi 10 top applicant come brevetti europei, quindi brevetti validi all'interno dell'Unione Europea e qualche paese oltre. Questi sono i primi 10, guardate i primi 10 italiani, guardate i numeri. Ok? Incomparabili, cioè hai perso in partenza, questo è, e guardate che al numero 9 c'è il CNR, Questi sono i dati, è un'opinione personale ovviamente, ma se noi continuiamo su questi indice qua, esame e maturità, basterà avere la media del 6 per essere ammessi, ok? Noi continuiamo a raccontarci solo la parte sopra dell'iceberg, non la parte sotto, che è quello che ti dà il futuro. L'obbligo alla disciplina. Siamo ancora il paese, con tutti i problemi economici che abbiamo, siamo il paese che spende in più in cellulari, cibo e vestiti. Possiamo anche dire che la struttura, attenzione, che la struttura statale è una struttura che non ci capisce, non conosce le nostre esigenze, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la struttura statale non ci impedisce di aumentare la spesa pro capite in un libro o in un ebook. Guardiamoci allo specchio e non troviamo sempre il problema nella porta a fianco, perché tutto quello che è statale, che sia università o Parlamento o anche il giornalismo, in realtà è un elemento, è una catena di una struttura sociale a cui noi partecipiamo e contribuiamo nella nostra vita quotidiana, non sono elementi avulsi da noi stessi. In Germania, dopo chiudo, in Germania, quando diciamo c'è stata in particolare quando c'è stata l'apertura degli ultimi 10 paesi, quelli esteri, eccetera, Commissione Prodi, si riunivano le 5 principali aziende, il capo del governo, la Lufthansa, okay, e il Ministero dell'Industria, per pianificare come andare in una nuova area industriale e quindi diciamo, sviluppare gli interessi nazionali. Noi di tutto questo non abbiamo neanche l'alba, ma non è colpa di un singolo elemento, è colpa della nostra società, che siamo ancora, e chioso,
se parliamo di qua, stiamo ancora discutendo se è meglio Udine o Trieste, se è meglio il Triveneto piuttosto che il Piemonte e Lombardia, quando gli abitanti totali sono 20 milioni, che è una città in Cina. Quindi penso che dobbiamo cercare di sforzarci insieme, definire gli obiettivi, non perché questi obiettivi devono essere condivisi da tutti, ma non tutti ci devono arrivare. Cioè ci deve arrivare chi si impegna di più, chi ha la maggior capacità. La vita è a scala, è inutile che ce la nascondiamo. Dopodiché chi è arrivato più in alto può avere... Però bisogna creare le condizioni, perché magari c'è qualcuno che a quella scala non ci arriva, però che ha quel plus per arrivare lì. Sì, quello non è c'è vero, dubbio, però no? le regole sono... Quindi il sapere bisogna diffonderlo, bisogna dare opportunità di partecipare al sapere a tutti. Concordo, l'ho detto all'inizio, però dobbiamo deciderci se l'università, e vi garantisco che quando ci sono i colloqui arrivano ancora ragazzi che hanno fatto l'università o con il moroso o con l'amorosa o con i genitori, va bene? Questo è, che se si potesse filmare o raccontare quello che succede potremmo divertirci, va bene, ma ecco, dovrebbe essere un sistema che ti permette, ma che automaticamente esclude questi soggetti, seleziona. Basta. Vabbè, poi magari la prossima volta diremo che la colpa è delle mamme italiane. Grazie professore, non sono arrivate quelle notizie, però è arrivato un punto di vista molto interessante. E adesso io passavo la parola invece a un altro soggetto attivo di questo tavolo, perché abbiamo visto università, abbiamo visto chi l'università le ha studiate, le sta studiando, analizzando, chi dà vita, professori. Adesso c'è un soggetto che è un imprenditore italiano che ancora una volta sta in Francia, sta a Parigi e che come dire, ha una start-up. Sapete che le start-up sono, lo sapete tutti, insomma, sono quello che dovrebbero essere il volano attualmente tra il luogo dove si crea, dove si inventa, si crea sapere, e il luogo dove poi questo sapere diventa realtà con una produzione e quindi diventa PIL, ecco. E questo PIL, no, il nome, scusate, allora, dunque, il dottor Pugliese, sì. Startup a Parigi, che cerca di come dire, risolvere questa spaccatura tra università e mondo dell'impresa. Se ci racconta la sua esperienza. Sì. Che è positiva questa, neanche sì. Questa. Sì, è positiva. Vedremo, insomma, essendo una start-up. Anzi, partiamo da una premessa. Cominciamo col dire che c'è tutta una cultura, diciamo, delle start-up che va per la maggiore. In questo, a proposito dei racconti di cui parlava anche il professor Viesti, di come vengono raccontate le cose, è sicuramente un'esperienza molto bella, molto avvincente, ma anche molto dura, perché comunque una startup si confronta, diciamo, con un mondo economico che è in pieno sviluppo, ma che d'altra parte spesso tende a mettere, diciamo, la startup dentro un recinto che è il recinto, diciamo, del divertissement giovanilistico, se vogliamo, e questo, diciamo, se offre delle opportunità perché lascia incontrare molto più facilmente dei contributori, dei possibili contributori, dall'altra parte comunque appunto rischia, questo criterio di facilitazione rischia un po' di schiacciare la startup in un ruolo che non le compete. Quindi noi, diciamo, più che altro, perché siamo in due, anche siamo, diciamo, due soci che l'abbiamo fondata a Parigi questa società, tendiamo a pensare Repubblica come diciamo una società che sta nascendo e che si occupa di innovazione, tendendo in qualche modo a eliminare tutto il cotè che c'è di biliardini, di tavoli da ping pong, che come sappiamo è nel racconto dei media. Detto questo, noi chiaramente ci poniamo sul lato delle soluzioni a tutti i problemi. Molti sono molto contenti di aver partecipato a questa tavola rotonda, perché
mi dà un forte impulso ad andare avanti nella nostra soluzione, che è una possibile soluzione ovviamente. Vi spiego rapidamente che cosa facciamo. Noi facciamo scouting tra i progetti europei più interessanti, quindi viaggiamo per l'Europa sulla base delle indicazioni di un comitato scientifico di intellettuali che ci offre delle linee di investigazione su quello che sarà il futuro della ricerca, e prendiamo contatto più che con l'università direttamente con i ricercatori, quindi in questo modo disintermediando un po' il Come mai direttamente con i ricercatori anziché con gli atenei? Perché noi partiamo facendo ovviamente impresa, sebbene un'impresa responsabile, un'impresa sociale, io la tendo a definirla, tendiamo a prenderci cura, a farci carico dei bisogni dei ricercatori, non chiedendo loro nulla per il nostro lavoro, quindi tendendo a generare quello che è un margine per la nostra società dalle imprese che poi andiamo ad incontrare. Questo semplicemente è una scelta, se volete, di business, nel senso che spesso gli attori istituzionali rallentano un po' i tempi, che sono quelli che poi contano veramente molto sia per il ricercatore che per le imprese. E devo dire che le risposte che abbiamo ricevuto sia agli appelli ai ricercatori, sia nelle interviste che abbiamo condotto preliminari prima di fondare la società, sia dal lato delle imprese, sono molto incoraggianti. E in questo io, come cittadino sono preoccupato per il sistema, per la tenuta del sistema non solo italiano, pubblico, ma per il sistema europeo, perché questi sono dati. Noi abbiamo intervistato un novero di ricercatori che si trova in tutta Europa, non solo in Italia, quindi che le risposte che abbiamo avuto sono inquietanti dal punto di vista della tenuta del sistema di finanziamento pubblico alla ricerca, anche in paesi che sono molto forti da questo punto di vista. Noi abbiamo ricercatori austriaci che sono molto contenti di darci la loro ricerca, di farci accedere alla loro ricerca, per trovare dei finanziatori che siano disposti a credere in loro. E questo perché? Perché, e qua ci sono i bisogni dei ricercatori che abbiamo raccolto attraverso le interviste, qua ci sono molti bisogni e molte soluzioni. Io le riassumo con la parola tempo. Il tempo oggi per un ricercatore che si deve confrontare con bandi, con lungaggini burocratiche, senza sapere assolutamente se riuscirà a vincere o no, ad avere o no questi fondi, è tempo sottratto alla ricerca. Dunque avere chi esternamente si occupa, si fa carico di questo bisogno è un vantaggio. C'è chiaramente, vado rapidamente, ci sono poi dall'altra parte anche i bisogni delle imprese, bisogni che anche questi sono stati da noi indagati attraverso diverse interviste a figure che lavorano nell'ambito delle imprese in diverse aree, principalmente in due: nell'area ricerca e sviluppo classica e nell'area marketing. Questo perché? Perché le ragioni che possono spingere un'impresa a finanziare una ricerca sono di due tipi. Una è la parte di reputazione. Oggi nascono soprattutto nelle grandi società delle aree corporate che sono dedicate a dare risorse per aumentare la visibilità delle imprese e offrire alla community dei clienti una visione positiva della società. Su questo ovviamente i concorrenti sono molti, alcuni sono
probabilmente hanno ragioni ancora più importanti delle nostre per andare a chiedere un finanziamento, sono società che si occupano per esempio di cooperative sociali, cooperative che si occupano di magari fare cooperazione in Africa, quindi però possiamo, anche la ricerca può ritagliarsi una sua fetta all'interno di questo mondo. Poi ovviamente c'è la parte più classica, che è quella cosiddetta del trasferimento tecnologico, che è la parte che noi abbiamo indagato attraverso l'area ricerca e sviluppo. E lì la ricerca è quella del vantaggio competitivo. Oggi ci sono molte società che lavorano sui brevetti, ad esempio c'è un mondo di uffici legali che si occupano di questo, di aiutare anche i ricercatori. Ecco, noi su questo punto come società abbiamo fatto una scelta di posizionamento, che è quella di posizionarci alle spalle di questo lavoro, cioè di richiedere alle imprese un finanziamento che arrivi molto prima del brevetto, molto prima che si possa sviluppare un brevetto. Quello che cerchiamo di fare è di stimolare, semplificare, mettere in contatto e semplificare. Sì, stimolare le imprese anche però una visione di lungo periodo, cioè quello che i ricercatori è tanto quello che i ricercatori possono dare alle imprese e non è esclusivamente nel campo del trasferimento tecnologico puro e semplice, ma è anche di una visione che spesso non hanno al loro interno, non l'hanno neanche nell'area ricerca e sviluppo dove sono impiegati altri ricercatori. C'è bisogno sia dal lato dell'università che dell'università della ricerca, sia dal lato delle imprese di comunicare. La nostra società nasce per mettere in comunicazione, c'è un deficit di comunicazione che si può risolvere e oggi lo si può fare attraverso la sharing economy, che è in una crescita ancora molto molto forte, ma anche attraverso la rete, attraverso quello che gli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione. Grazie davvero. Dobbiamo andare di fretta perché adesso c'è il panel successivo che è molto interessante sulle lobby. Io però non volevo, tarpare le ali alla studentessa, immagino. Tu volevi fare una domanda, no? Ho anche lavorato, perché infatti il condotto teatro ci siamo già incontrati. Volevo chiedervi, visto che è emerso che questo problema culturale, di come appare l'università, che io condivido la vostra riflessione, peraltro, che è emersa soprattutto dal dottor Zamboni, di questa università che sembra comunque come qualcosa di inutile, parassitario, che non si capisce esattamente la società. Sì. E anche gli imprenditori comunque non ne capiscono esattamente l'utilità. Posto che si è capito che c'è un problema strutturale a livello nazionale che di sicuro non incoraggia, non crea le piattaforme di collaborazione, non crea le connessioni giuste, secondo voi, anche confrontandolo con le vostre esperienze straniere, cosa può fare l'università per migliorare questa immagine che dà verso l'esterno, per non apparire come quella torre d'avorio di cui parlava appunto il dottor Zamboni? Io credo che il professor Viesti potrebbe cercare di dare una risposta soddisfacente. Deve essere capace di raccontare agli italiani che il tema non è all'interno dell'università, ma il tema è il futuro del paese, cioè che l'università è una di quelle grandi infrastrutture che tengono insieme un paese. Allora noi non dobbiamo mai essere catastrofisti e denigratori dell'Italia. L'Italia è in un mare di guai, ma è un paese forte, deve fare alcune scelte importanti e queste scelte devono coinvolgere i cittadini. I cittadini devono essere in grado di scegliere adeguatamente grandi temi del futuro. Allora questo tema dell'università secondo me è una grande scelta. Allora, io sono totalmente d'accordo con lui,
I numeri sono questi: 100 euro per abitante in Italia, andati indietro di 20 anni, 500 euro per abitante negli scandinavi, 300 in Germania. Questa è la scala. Allora, abbiamo bisogno di qui a 50 anni, per essere un paese più unito, una società che si tiene meglio insieme, una società che spende meno in farmaci perché le persone sono più capaci di gestirsi la salute, una società che partecipa di più alla vita collettiva, una società che produce professionalità utili sul mercato del lavoro. Questo è un tema di oggi. Questa secondo me è la domanda fondamentale. L'università deve essere capace di non guardare semplicemente a se stessa, ma di raccontare agli italiani che il tema della cultura, della formazione, delle competenze delle persone è il tema principale del nostro paese. Questo costa, il taglio che è stato fatto è un taglio molto politico, non c'entra niente col bilancio pubblico, 7 miliardi dell'università, 115 la sanità, cioè non c'è scala, è un taglio politico. In Italia è molto forte un partito trasversale che è il partito della sfiducia nel paese, il partito che sta ammazzando l'università italiana, che è in tutti i partiti politici, è il partito che dice: questo paese non ce la fa più, è inutile investire su queste grandi infrastrutture nazionali, si salvi chi può, diamo i soldi ad alcune università, diamo i soldi ad alcuni, facciamo andare i nostri figli alle università, quindi non investiamo sul diritto allo studio, e vestiamo tutto questo di queste magiche parole, il merito, l'eccellenza. Questa è l'operazione politico-culturale di straordinario interesse che è successa intorno all'università italiana. È un grande scontro politico tra chi crede che il paese si debba tenere unito e forte come la Germania, con delle grandi infrastrutture collettive nazionali, e invece chi nell'Italia non crede più. Io ho parlato dietro le quinte con alcuni, mi taccio subito, alcuni degli autori di queste politiche, e mi hanno detto chiaramente che loro hanno fatto quello che hanno fatto perché l'università fa schifo ed è irriformabile. Io vedo questi due grandi partiti, il partito del si salvi, che poi la cosa più straordinaria è che, diciamo, in queste grandi regole del merito e dell'eccellenza sono tutte chiacchiere, perché tutti gli indicatori usati per stabilire chi doveva avere più soldi o chi doveva avere meno soldi sono tutti indicatori particolaristici, quindi volendo essere al solito autodenigratori, diciamo che l'abbiamo fatta all'italiana, ciascuna persona che ha avuto il potere di cambiare una casella Excel in un meccanismo l'ha fatta senza alcun dubbio, quindi non parliamo nemmeno di questo. Ma questa è la grande scelta. Cosa deve fare l'università? Raccontare questa storia agli italiani, raccontare agli italiani la storia che noi siamo un paese straordinario, che ha fatto 150 anni di recupero straordinario, si è piantato, si è fermato, ma è forte dentro di sé, ma deve innaffiare questa forza con gli investimenti migliori e deve pensare lungo. Allora fate quello che volete di riforma dell'università, cambiate quello che vi pare, ma investiamo in cultura e in conoscenza, altrimenti non ne usciamo. Sì, per me c'è un dato sull'Italia che vi fotografa non solo l'università ma quello che sta succedendo nel welfare. Ci sono due politiche classicamente che creano uguaglianza nei paesi. Queste politiche sono le politiche sull'educazione in generale, non solo l'università ma soprattutto la scuola dell'obbligo, e l'altra sono la sanità. Se voi andate a guardare il bilancio italiano del welfare, resta costante in percentuale del PIL, i due settori dove si è tagliati di più sono stati la sanità e la scuola. Fatevi una domanda e datevi una risposta. Nel momento in cui ci ritroviamo che i bandi PRIM sull'università vengono bloccati dal 2012, nel 2015 magicamente compare solo perché rischiamo una sanzione europea, cioè abbiamo delle problematiche. Quindi quando si dice che si sta tagliando troppo sulla ricerca e sull'istruzione è un dato. Io sono d'accordo con il professor Viesti come sono d'accordo con Zamboni, da docente dell'Università di Udine, dove alla fine si va avanti e grazie alla capacità delle persone italiane
mangiarsi, per cui con i finanziamenti che abbiamo a disposizione fondamentalmente facciamo un lavoro straordinario in questo paese come università italiana, perché i fondi non li abbiamo proprio. E diciamolo tutto perché l'abbiamo anche scritto, non è un problema di soldi, perché quando il governo decide di dare 100 milioni all'anno allo Human Technopole per risolvere principalmente il problema dei suoli dell'Expo, cioè una cifra tripla rispetto al totale dei fondi PRIN di tutte le università italiane, fa una scelta politica discrezionale. Non è un problema di compatibilità economiche. Quello dell'università, vorrei avere la capacità di trasformarvelo in italiano il più possibile, è uno straordinario caso politico, di grande scelta politica che si sta facendo in questo paese. Ci sono, scusate se io ho un ruolo antipatico, no, ci sono due domande che vorrei far porre da qui, però vi chiedo la domanda secca e le risposte altrettanto secche, perché purtroppo ci sono le persone fuori. Mi dispiace perché è un dibattito molto interessante. La domanda secca è difficile. La prima, e non vi piacerà, la prima è: se non mi invitano alla festa, mi pongo un problema. Penso che forse non sono adeguato io. Se il mondo accademico non viene invitato al tavolo, forse non ha fatto la riflessione dovuta. Non possono essere gli altri cattivi. Se il mondo accademico non partecipa a quel circolo virtuoso di un tavolo a quattro gambe, la gamba è debole. Seconda cosa, se c'è bisogno di una società di mediazione per mettere in contatto il mondo della produzione con il mondo accademico della ricerca, la cosa dovrebbe farlo l'università, questo. Perché l'università non si pone, il mondo della ricerca, quelli che volete, non si pongono il problema di perché non ho abbastanza appeal, che cosa non faccio perché mi trovo in questa situazione. Terza cosa, purtroppo sono un insegnante di una materia tecnica in una scuola superiore. A me non è consentito farlo perché la preside mi azzanna la schiena. Ultimamente i rettori si sono lamentati che i laureandi scrivono male in italiano. Sì. Gentili signori, la colpa è vostra. Prendete la tesi, la appoggiate nel cestino e dite al tesista: ci vediamo fra 3 mesi quando lei sarà in grado di scrivere 4 periodi coerenti. Beh, diciamo che e li quello preparate anche durante. Si dovrebbe imparare prima dell'università quello. Forse quindi riguarda più lei, non lei che è una materia tecnica, ma insomma. Certo, il problema è che adesso si ma sa più bisogna analisi farlo. logica. Bene, questo signore. Sì, una notazione. Il fatto, diciamo, abbastanza penoso per qualche verso, come la fatica di organizzare questo forum, in realtà ogni anno ci trova a dire le stesse cose, a sentire le stesse cose. Purtroppo qua non si fa un passo avanti. Sì, però stiamo ripetendo l'orazione al cadavere e quindi questo. E poi cosa c'è alla base di tutto? Alla base di tutto c'è la mancanza di partecipazione. Inutile dare colpa alla politica, questo e l'altro. Diamo colpa alla politica perché non accetta la partecipazione e l'informazione. Se lei fosse stata qui nel precedente dibattito avrebbe visto come la stampa locale lustra le scarpe alla politica locale e la lascia fare, continua a lasciarla fare, perché è conveniente dialogare con chi poi avrà il potere il prossimo mese, il prossimo anno, eccetera. Quindi non c'è nessuno che striglia noi stessi e la politica, perché, e qui veramente la colpa è anche dei giornali, devo dire, che striglia la politica perché aumenti il grado di partecipazione e consapevolezza. Va bene. Sì, c'è. Ora ci cacciano tutti nel sedere, comunque. No, io ringrazio tutti per il dibattito interessantissimo. Volevo solamente informare il professor Viesti che i giornali in Italia vendono oggi molto meno di quando vendevano nel 1939.
molto meno. Più o meno quanto si vendeva nel 1920, quando la popolazione italiana era di 25 milioni, 30 milioni meno di adesso. Quindi i giornali purtroppo sono una cosa, poca cosa. Nella popolazione universitaria dei professori, dei docenti, probabilmente sono molto più letti percentualmente di quanto non vengano letti nella popolazione generale, ma comunque anche lì credo che ormai siano letti molto poco. Quindi ogni volta io sento in situazioni diverse, in ambiti diversi, con diciamo degli interlocutori diversi, questa lamentazione che poi viene anche dal pubblico che la colpa è dell'informazione. L'informazione fa una misrepresentation, come dicono i legali di lingua inglese, della realtà, che può anche essere vero, probabilmente vero. Però io credo anche che ci sia una responsabilità, e non parlo solo dell'università, parlo dell'industria, parlo della salute, parlo di tutte le che non sanno rappresentare se stessi, non lo sanno fare. No, oggi c'è una possibilità di rappresentare se stessi senza passare dai giornali, dalle televisioni, che è molto alta, si può farlo in tanti modi. No, ci sono interi movimenti politici che si lamentano di essere misrappresentati dalla stampa e si comunicano in altri modi, altrettanto secondo me, anzi molto più fuorvianti, ma lo fanno. L'università ha gli strumenti oggi tecnologici, costano poco e probabilmente anche di conoscenza per poter rappresentare se stessa in maniera migliore. È probabile che sia poco e male rappresentata, ma uno sforzo in questo senso penso che sia molto importante che venga. Va bene, io ringrazio tutti. Volevo rispondere un secondo, sì, certo. molto in breve, perché lo dicevo nel mio intervento di prima, sono convintissimo che l'università deve porsi il problema di come affermare la propria utilità sociale, perché non si viene invitati alla festa, eccetera. Vorrei però ricordare una cosa, perché credo che tante volte non se ne abbia la percezione di chi è l'università italiana. In questo momento chi lavora nell'università italiana è un docente universitario strutturato per il 48%. La maggior parte delle persone che fanno ricerca all'interno dell'università sono assegnisti, dottorandi, ricercatori a tempo indeterminato. Vuol dire persone che hanno da 1 anno al massimo di 3 di contratto di lavoro davanti, con un sistema per cui, molto chiaramente, io ho davanti a me 18 mesi di contratto adesso. Sono pagato per 18 mesi, io lavorerò per 12, perché gli ultimi 6 li occuperò a cercarmi il successivo, perché è evidente che è così. Sono 6 mesi di stipendio mio che l'università butterà via. È evidente. Questo sistema della precarietà, eccetera, è una cosa che danneggia nettamente la qualità della ricerca e anche poi la percezione che se ne ha all'esterno, perché tutto quello che deve essere fatto in maniera accessoria all'attività di ricerca, la comunicazione, la divulgazione, eccetera, è estremamente complicato farlo su queste basi materiali. Solo questo ci tenevo a dire. Va bene, auguriamoci tutto e che l'università, diciamo questo è l'obiettivo, l'università diventi la start-up, torni ad essere la start-up dell'Italia probabilmente. Comunque una piccola nota, nel programma che è stato presentato dal ministro Calenda di recente, Industria 4.0, l'università è come se è invitata al tavolo perché è presente in tutte le parti di quel progetto. Poi è un progetto triennale, vedremo cosa succederà, però l'università è presente. Comunque io ringrazio tutti, ringrazio il professor Viesti, ringrazio tutti i presenti. C'è un panel adesso molto interessante su un altro aspetto di questa storia, cioè le lobby in Italia. Le lobby non è una parolaccia, secondo me, però è il tema successivo, anzi possono essere una risorsa le lobby. Le lobby in Italia sì, però. La lobby di per sé non è una parolaccia. Vi ringrazio e scusate il ritardo, grazie davvero.